Ciao, mi dai 30 secondi per dirti una cosa importante? Sei proprio tu che da casa ci stai guardando con attenzione e ci critichi anche sul nostro modo di fare informazione. Questa è la poltrona libera, la poltrona del nostro telespettatore, cioè proprio di te, te che sei il protagonista, te che col telecomando ci puoi, come si dice, mandare a casa o darci la possibilità di essere qui. Vuoi fare informazione anche tu in modo chiaro e trasparente? Allora prendi il telefono o mandaci un SMS. Poi ne parleremo. Se ti interessa, noi siamo qua, eh. Ciao. Canal Furlan, la To Television, Gruppo Medie Triveneto, 5 Televisions, oltre 30 anni di esperienza a vostra disposizione. Clamate il numero in sovraimpressione per informazioni e per fare alcune domande. Noi sen e vuatris. Sull'evoluzione del mercato dell'imprenditoria, del lavoro, delle possibilità future di questo Paese, ma direi dell'intera comunità mondiale. Su queste linee si muoveranno appunto i programmi di Friuli Future Forum della Camera di Commercio fra Udine e con Napoli anche, con un programma ricchissimo. Adesso non andiamo nel dettaglio, ma la filosofia che accomuna tutti questi appuntamenti qual è? È quella di fare di Future Forum uno strumento, non è un programma culturale che si ripeterà nel tempo, negli anni e che proseguirà uguale a se stesso. Future Forum è l'opportunità di poter ascoltare direttamente da protagonisti dell'economia internazionale, da una larga parte dei maggiori esperti dell'Ocse europeo, dai rappresentanti di istituti e di imprese e di mondi che internazionalmente riescono a raccontarci che cosa si sta preparando nei prossimi anni, è l'occasione per poter incontrare direttamente qui a Udine, sul nostro territorio, uno sguardo che in qualche modo ci può preparare ai cambiamenti a cui dobbiamo partecipare, che non dobbiamo semplicemente attendere. La crisi ormai è diventata, si è strutturata in una nuova fase economica e sociale. Questa fase economica e sociale la affrontiamo raccontando quali saranno i grandi cambiamenti per la salute, l'invecchiamento, le imprese, i sistemi di lavoro, le nuove professioni che si stanno affacciando al mondo del lavoro, i modi in cui la trasmissione di saperi e il modo di insegnare diventeranno una caratteristica nelle nostre scuole e per i giovani a cui di fatto appartiene il futuro a cui stiamo pensando. Questo futuro che stiamo pensando è un futuro immediato o un futuro che dovrà arrivare tra diversi anni? Per me è già quindi iniziato il futuro. Il futuro non è qualcosa che arriverà ad un certo momento e come bussando alla porta e presentandosi con dei doni. Il futuro è la conseguenza dei passi che stiamo già facendo oggi. Qualunque passo, qualunque scelta facciamo oggi ci pone in una direzione e determinerà il punto di arrivo che di fatto rappresenta il futuro che noi stessi determiniamo. Riforma del lavoro, articolo 18, ma anche TFR in busta paga, insomma non c'è pace per il mondo del lavoro, ma forse neanche per il sindacato che il 25 si radunerà. Ma siamo contro la linea del governo e quindi anche contro quella del governo regionale oppure no? Belgi. Siamo contro la linea del governo in uno scontro che noi non abbiamo cercato. Noi abbiamo le nostre proposte, abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di discuterne, ha scelto un'altra strada legittima, insomma quella di non ascoltare il sindacato, addirittura mi pare di aver capito di porre la fiducia. Noi non abbiamo strumenti diversi rispetto alla manifestazione che faremo il 25 a Roma, quindi io penso che sia una politica sbagliata quella del governo. Più avanti per proclami, insomma, a questo Esatto. punto. Renzi non più di un mese fa diceva il contrario. La Madia diceva il contrario, Poletti si sparava sui piedi, insomma. Oggi scopriamo che l'articolo 18 è quello che può far decollare il Paese. È troppo evidente che è una bugia. Per quanto riguarda il governo regionale è chiaro che sono due cose diverse, no? Cioè qui ha leggi buone come è stata quella per la sanità, diciamo ok, a leggi meno buone, se ci saranno, diremo che non vanno bene, a leggi cattive diremo che saranno cattive, quindi non c'è questo problema, no, di inversione dei fattori, c'è un elemento di, come dire, di imbarazzo, cioè la Presidente di questa regione è vice segretaria del PD. Se a livello nazionale come anche a livello locale, quindi regionale, si bada molto alle riforme, il comparto produttivo ancora non decolla, anzi
I dati ultimi dicono che pochissimi settori hanno qualche cosa da dire e hanno una percentuale di positività in questo secondo trimestre. Il sindacato è preoccupato per la situazione che si sta creando? Sì, perché per quanto ci riguarda noi, al di là di tante riforme annunciate, quello che è centrale è l'occupazione e il lavoro, come si crea lavoro e con quali strumenti si crea lavoro. Certamente non con eliminando l'articolo 18 o con riforme ulteriori del mercato del lavoro. Servono politiche industriali, politiche di investimento pubblici, politiche che aiutano gli investimenti privati, perché abbiamo bisogno di dare risposta a tanti migliaia e migliaia di giovani e non solo giovani, disoccupati o che stanno perdendo il posto di lavoro. Uno dei problemi del centro per l'impiego non c'è anche quello del personale. Sì, uno dei problemi è anche questo, bisogna constatare che manca il personale in diversi centri per l'impiego e molto spesso l'ultimo personale è con contratti a termine, quindi non si sa neanche se verranno confermati, quindi abbiamo un'operatività che è comunque limitata. Io credo che vada ripensato tutto l'ecosistema del mercato del lavoro relativo, voglio dire, a cercare di dare risposte veloci in qualche modo alla richiesta di occupazione di lavoro, facilitando l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Oggi i centri per l'impiego il più delle volte non sono in grado di conoscere qual è l'effettiva domanda del mondo che proviene dal mondo delle imprese. Su questo punto va migliorato e, come dire, reso il mercato del lavoro i centri di impiego più attivi e più corrispondenti alle necessità che c'è nel mercato del lavoro. La riforma sanitaria è ufficialmente passata con i voti di gran parte dei rappresentanti e con l'astensione di alcuni rappresentanti dell'opposizione del centrodestra e quindi grande delusione da parte dei comitati, ve l'aspettavate? Allora, avevamo avuto sentore che questo sarebbe successo nei giorni scorsi. Purtroppo quello che ci ha dato molto da pensare e che noi lo consideriamo un vero e proprio tradimento degli ideali sono i due voti di SEL, del capogruppo Lauri e del consigliere Gratton, che hanno sposato le tesi della riforma sanitaria proposta appunto dalla giunta regionale Serracchiani. Non tutti in SEL hanno votato favorevolmente, ricordiamo Pustetto che si è astenuto, ma ricordiamo anche dei rappresentanti della montagna come Marsilio, con il quale se la sono presa alcuni rappresentanti dei comitati, che ha votato favorevolmente. Qui non si è fatto l'interesse generale, ma si è cercato sempre comunque il particolare. L'aggancio del Medio Friuli per favorire il Codroipese al San Danielese ha praticamente snaturato la riforma, che poi non è una riforma secondo noi, ma è soltanto una controriforma, e quindi adesso avremo un'azienda sanitaria che parte da Forni a Volti e arriva fino a Castione di Strada. Una cosa ingestibile su cui noi pensiamo che a breve si dovrà di nuovo mettere mano. La Tedesca ha dichiarato: un giorno i cittadini di Gemona ci ringrazieranno, non è vero che noi stiamo chiudendo gli ospedali, stiamo dando una nuova visione che dia la priorità o maggiore spazio al territorio. Le parole dell'assessore Tedesca sono un disco rotto, le dicevano anche ai tempi della Fasola, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. E la posizione dei sindacati? A sostegno per lo più, come l'avete vissuta? I sindacati si sono comportati in maniera vergognosa, perché anziché privilegiare l'interesse generale hanno guardato soltanto l'interesse dei dipendenti. Legittimo, ma indubbiamente avrebbe dovuto guardare alle popolazioni della montagna che in questo momento vengono abbandonate a se stesse. È ufficialmente attivo il protocollo per l'intervento in caso di animali feriti, che coinvolge non solo cacciatori ma anche veterinari e forze dell'ordine. Perché è significativo e importante questo protocollo? È importante perché arriva dopo una latitanza di gestione del problema da ormai 15 anni. In Friuli Venezia Giulia, da quando è stata introdotta una norma che ha impedito, ha vietato il recupero della fauna sul ciglio della strada a conseguenza di incidenti stradali, questo protocollo dovrebbe riuscire a risolvere il problema e consentire finalmente anche di, oltre che il recupero della fauna ferita, anche evitare ulteriori problemi che questa dà quando sta sulla circolazione viaria che dà ai veicoli e alle persone. Coinvolge, come diceva, il mondo venatorio, perché dovrebbero essere gli operatori che poi andranno a
concretamente svolgere le attività di recupero, con la sovrintendenza e l'autorizzazione da parte di un veterinario che a sua volta dovrà essere coinvolto nell'attività di recupero, coinvolgerà le forze dell'ordine che dovrebbero dirigere la parte, diciamo, di gestione pubblica del traffico. Prima d'ora cosa poteva e non poteva fare in quel caso un cacciatore? Il cacciatore è limitato da due disposizioni, una nazionale che gli impedisce per esempio di sparare ad una distanza inferiore dai 100 metri dalle strade e di non poter esercitare l'attività venatoria sulle strade, qualunque sia la finalità di quell'esercizio. E sotto il profilo amministrativo da una norma regionale che sanziona il recupero degli animali feriti o degli animali deceduti. Buono, cosa succede con Violino allora? Ce la vuoi raccontare? Quali sono le novità? Ultimamente sto vedendo dei movimenti incredibili da tutte le parti. Quella di Violino non è un movimento politico di un gruppo politico, ma è un movimento di una persona che probabilmente vuol far pesare al proprio interno nella Lega, prima di venerdì, che mi pare ci sia il processo alle intenzioni o dalle azioni, come vogliamo, e voglia far capire che lui ha già qualcosa di alternativo. Però io personalmente sono il portavoce del Fronte Friulano, quindi segretario politico, non ho ancora parlato con lui personalmente, quindi le nostre intenzioni, l'ho chiarito anche ieri al Messaggero, il giornale locale, mi permetta. è di parlare con tutti. Eravate considerati una sorta di tirapiedi, una sorta di carro che non tira i buoi, eccetera, adesso all'improvviso diventate appetibili per molti, sì, appetibili per molti. L'importante è avere in questi anni prodotto al nostro interno quei necessari anticorpi che ci permettono di salvarci da certe situazioni. E questi penso ci siano, insomma, ecco, e il nostro obiettivo è quello di sempre, creare una regione diversa da quello che è attualmente, una regione molto più snella, dove i consiglieri regionali debbono essere 1/3 degli attuali, decidono solo per le leggi e tutto il resto deve essere spalmato direttamente sul territorio, in una realtà Trieste e Friuli, cosa a cui parliamo da 3 anni e abbiamo contatti con la realtà slovena, con i bisiachi, con i triestini in questo. Quindi noi non siamo quelli, no, sin Furlan, so sin i PBA, i Pibravs di Ducchi e Ducchi altri sono... No, non esiste. Pari dignità, confrontarsi, il confronto è il sale della politica. Insomma, le porte vostre sono sempre aperte. Sono aperte al dialogo. Sì. Capire dove si vuole arrivare. E abbiamo grosse difficoltà a capire dove queste persone vogliono arrivare. O perlomeno lo sappiamo, ma preferisco fermarmi qui per adesso. Fuori dai denti, perché sai che a me non piace tanti giri di parole. Avete pronta la scopa, la ramazze, come si dice, o qualcos'altro? No, sono problemi che devono risolvere al proprio interno quei partiti, che sono dei tristi ricordi per noi. Noi siamo degli autonomisti, ma autonomisti veri significa non prendere gli ordini da Milano fino a quando fa comodo e poi girare le spalle e cercare qualche casa nuova. Voglio essere chiaro in questo, ma vale anche per Venezia, per qualunque posto. Ecco, noi siamo persone che intendono essere orgogliosi di essere friulani nel comportamento, nel proporre alternative a quella situazione attuale che è vergognosa a nostro avviso. Per concludere, si può dire questa frase: qui si fa autonomia? Bravissimo, altrimenti ci sentiremmo in colpa di aver preso in giro i nostri elettori, no? E non è cosa seria. Assessore Vello, questo pomeriggio, per approfittare anche della clemenza del tempo, siamo in autunno ma fa un caldo agostano, avete deciso di organizzare questa bellissima manifestazione dedicata ai più piccoli e anche ai meno grandi, come si dice. Insomma, sta di fatto che siete sempre attivi. Noi ne inventiamo sempre una e anche oggi, con questo meraviglioso tempo estivo, abbiamo pensato di inventarci questa bellissima festa con spettacoli circensi, giochi gonfiabili e quant'altro per i bambini dai 0 ai 90 anni, per tutti i bambini. Abbiamo sottolineato anche i meno grandi. Per tutti, è una festa per tutti.
per i papà, per le mamme, per i nonni e soprattutto per i protagonisti che sono i nostri bambini, i bambini di questa bellissima comunità di Rivignano Teor. Senta, anche poter approfittare, no, di queste bellissime giornate di sole per dire che la campagna friulana, insomma, no? Ci regala questa inconsueta estate autunnale, bellissima, una bellissima giornata, non potevamo essere più fortunati e scegliere un pomeriggio migliore di questo. Ecco, noi per esigenze televisive abbiamo un po' anticipato la nostra presenza sul posto, però abbiamo visto che la gente ha risposto. Ha risposto assolutamente, non poteva far altro perché abbiamo degli spettacoli bellissimi in programma di tipo circense, con il fuoco, ricostruzioni di esecuzioni medievali, poi abbiamo i labirinti, abbiamo i giochi, tutte le associazioni che si dedicano nel nostro comune, nel nostro bellissimo territorio ai bambini, oggi sono qui presenti in piazza e collaborano insieme, condividono questa bellissima esperienza e regalano ai nostri bambini una giornata indimenticabile. Insomma, la friolanità che si sposa a 360 gradi. Ma noi siamo abituati a fare queste cose in modo corale, in modo condiviso e riescono sempre bene. Perché possiamo dire che Rivignano Teor è un marchio di fabbrica? Ormai è un marchio di fabbrica, siamo DOC. Sì, origine controllata. Diciamo di origine comunale. Di origine comunale, va bene, porta bene. Che gioco è questo? Questo è l'hockey. L'hockey su ghiaccio? No. Su tavolo? Su tavolo. Facciamo vedere che non Facciamo vedere, un altro volontario. Ha presente quello nelle sala giochi? Sì. Così. Ah, come quando si giocava da bambini? Esatto. Sono proprio volti a ricreare i giochi di posso una giocarci volta. anch'io? Certo che ci puoi Facciamo giocare. una partita? Certo. Stia lì che facciamo una partita, proprio in presa diretta. Allora guardate che roba, Dov'è il... passami il... Ecco lo stantufo, attenzione, gentili telespettatori, sta per iniziare il match, di fronte abbiamo la squadra gialla del Rivignano Teor. Rivignano Teor contro Dolegnano Comune Internazionale, attenzione, il tiro deve far di sponda, no? Sì. Devo fare di sponda, io faccio così, attenzione, tattica del contropiede, palla lunga e pedalare. Guardate che tiro, anche il tocco di... Ecco, il fuori gol. La classe non è acqua. Possiamo dirlo? Senti, ma che gioco stai facendo? No, stavo costruendo un tangram. Prego? Un tangram stavo costruendo. Per i non addetti ai lavori cosa significa? Bisogna costruire una figura con questi pezzi e basta. E dopo cosa si vince? Niente. Tanto per passare il tempo. Tanto per giocare. Ti lasciamo al Tangra? Ok. Bene, grazie. Allora, spieghiamo che non si tratta di una riunione del Parlamento, ma bensì... Assolutamente no, buon pomeriggio Omar, buon pomeriggio a tutti. E che dire, finalmente tutti assieme, in collaborazione col Comune, siamo riusciti a organizzare questa giornata, è un evento per tutti i bambini e punto e virgola, è davvero felice di essere riuscita in questa missione, davvero forse o quasi impossibile. Senti, poi la giornata si sposa, no? Scusami, non ho capito. Ho detto la giornata si sposa. Assolutamente sì, siamo stati fortunati anche per quanto riguarda il tempo, quindi insomma affinché tutto vada bene ci ha graziato anche il tempo. Perfetto, ti lasciamo in compagnia dei tuoi amici. Andiamo a sentire lei invece cosa fa di bello. Cosa fa di bello? Palloncini, sculture coi palloncini. Bene, per i bambini. Per i bambini. Anche quelli grandi o solo quelli piccoli? Grandi e piccoli, di tutte le età. Andiamo al DJ, come va? Sì, tutto bene, cominciamo la serata, Bene, sì, il pomeriggio e speriamo che vada, che il tempo tempa. Andrà? Ma se il tempo tempa, lei dà il tempo? Sì, che il tempo tenga e boom, insomma, speriamo... E allora spariamo la musica con Aretha Franklin. Non sento. Salutiamo Don Paolo. Allora, Tiziana Cosmi, speaker d'eccezione.
Ciao Omar, ciao a tutti quanti, benvenuti al Circus Day. Oggi sarà una giornata di grande divertimento per tutti i bimbi da 0 a 99 anni. Assisteremo a spettacoli di tutti i tipi organizzati dalla collaborazione di molte associazioni di Rivignano e anche di fuori. Quindi ricordiamo innanzitutto Punto e Virgola, promotrice e organizzatrice dell'evento, che collabora con gli Anima Sogni, che presenteranno anche il loro percorso di speranza Anima Hoffnung e organizzeranno diversi balli di gruppo e uno spettacolo di magia grazie al Mago Giau. Avremo inoltre il gruppo Giovani di Rivignano, da sempre molto attivo in tutte le manifestazioni del paese, no? Per organizzare e dare il loro contributo alla riuscita di tutte le manifestazioni del nuovo comune di Rivignano Teor, che proporranno giochi con il legno molto fantasiosi e molto diversi da quelli che finora sono stati provati da tutti i bambini. Abbiamo inoltre un'associazione di Udine che si chiama il Circo all'Incirca e che presenteranno spettacoli circensi, dando anche la possibilità a molti bambini di provare, sperimentare questi giochi e diventare a loro volta dei piccoli artisti. E naturalmente non dimentichiamo il Cerchio della Vita Onlus, che propone diverse golosità, abbiamo dei buonissimi popcorn, le patatine, il caffè per le mamme e il papà e gli amici dei gonfiabili, dove i bambini potranno saltare e divertirsi insomma tutto il pomeriggio. Non resta che divertirsi. Come? Non resta che divertirsi. Non resta che divertirci, tutti insieme soprattutto, in un nuovo comune di Rivignano Teor, una grande festa per i bambini da 0 a 99 anni. Signor Sindaco, se io le dico patto di stabilità, lei cosa mi risponde? Beh, dico che per noi è solo un brutto ricordo, nel senso che dal 1° gennaio di quest'anno, grazie alla fusione tra Rivignano e Teor, è nato il nuovo comune di Rivignano di Teor e per effetto di una legge nazionale è esente dal patto di stabilità per 3 anni e questo per noi è molto positivo perché ci permette di fare tantissime cose che prima non potevamo fare. Possiamo dire insomma che queste fusioni tanto bistrattate da parte di qualcuno alla fine servono per rilanciare anche i lavori, i servizi sul territorio. Certamente, difatti quest'anno e anche adesso ci sono almeno una decina di cantieri in giro per il nuovo comune che sono potuti essere stati finanziati grazie alle economie che abbiamo ottenuto unendo i due comuni e grazie anche agli spazi finanziari che abbiamo liberato appunto con questa operazione, quindi sicuramente i risultati si cominciano a vedere. Vedere ma soprattutto mettere in pratica. Sì, certamente, soprattutto mettere in pratica sia opere pubbliche ma anche azione quotidiana. Fino all'anno scorso anche per noi di Rivignano di Teor come per tutti gli altri sindaci in Friuli e in Italia erano lacrime e sangue. Quest'anno invece cominciamo a poterci prendere qualche piccola soddisfazione, noi come amministratori ma soprattutto i nostri cittadini. Se ne parlo degli ATO, lei cosa mi risponde? Ma è in itinere, diciamo così, la Regione sta elaborando già da mesi una proposta di riforma delle autonomie locali e propone questi ATO che sarebbero queste famose mini province, ma in realtà se i 3 livelli, regione, provincia e comune, che esistenti sono troppi e si decide di togliere le province, la soluzione è semplicissima, restino solo la regione da una parte e i comuni dall'altra, senza introdurre in mezzo un insieme di organismi confusi che poi determineranno solo costi e peggioramento di servizi. Soprattutto c'è il rischio, come ha detto lei, di creare dei doppioni inutili. Dei doppioni e anche dei triploni, perché in realtà per ora sono solo proposte, ma ce n'è una già approvata dalla Giunta regionale che addirittura moltiplicherebbe i livelli di gestione da 3, che erano troppi, e se 3 erano troppi, anziché andare a 2 come la logica farebbe supporre, da 3 vanno a 4, perché ci sarebbe la regione, poi ci sarebbero questi ATO mini province, poi ci sarebbero dei sotto mini province e poi ci sarebbero finalmente questi poveri comuni sotto tutto. Ma la minestra cambia ma il sapore resta? Il sapore resta, ma il rischio è che resti ancora peggiorato, più rancido di prima. E quindi in questo caso è meglio non fare niente piuttosto che peggiorare la situazione già non buona esistente. Chiudiamo questo appuntamento di Guarda che Stella per segnalarvi un venerdì 10 ottobre al Morarat con la cena medioevale rinascimentale con antiche ricette locali rivisitate alla maniera del Morarat, il maestro come sempre Gennaro. In apertura il benvenuto in salsa viola, poi a seguire la frittata verde, la zuppa del viandante, il fritto di Giulietta e la diorola degli innamorati. Il tutto con l'animazione del Mago Giau.
Per informazioni potete chiamare lo 0432 776335 oppure rivolgersi direttamente da Gennaro al Morarat. Un'occasione da non perdere, venerdì 10 ottobre 2014, ma si torna nel 1500 al Morarat, mi raccomando. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.